Eccoci qui al punto a Telefriuli, naturalmente benvenuto al sindaco di Sauris facente funzione, adesso è Alessandro Colle, un saluto anche al sindaco Petris, Buongiorno a tutti. che si ristabilisca presto, quindi bene, allora, caro vice sindaco, un risultato eccezionale, no? Questa graduatoria che ha portato Sauris sul tetto del mondo. Io ricordo quando il sindaco è stato qui a fare l'intervista, abbiamo fatto un tifo sfrenato perché meritate questo premio tra i villaggi top del mondo, praticamente l'ONU, che non è insomma l'organizzazione massima mondiale delle Nazioni Unite, che ha riconosciuto tramite la sua organizzazione del turismo, insomma, Sauris, oltre mi pare anche Isola del Giglio in Italia. Sì, corretto. E quindi un exploit eccezionale, 32 borghi nel mondo, Sauris c'è, Friuli c'è, complimenti e congratulazioni. Allora, sindaco, qual è la grande soddisfazione che avete insomma in casa, in tutta questa comunità eccezionale? Soddisfazione è grandissima e sentire, come ha detto prima, poc'anzi, insomma, descrivere quello che è accaduto mi fa venire ancora i brividi, no? Perché Sì. dici, boh, sì, Sauris, noi siamo abituati, per noi essere qui in questo borgo è normale, però effettivamente probabilmente tante volte ci si sottovaluta e raggiungere obiettivi così grandi diventa anche difficile da credere, no? Però siamo qua, ieri abbiamo avuto l'altro ieri la conferma, insomma, di aver passato anche alla fase finale, quindi siamo uno dei 32 borghi E più questa è una belli cosa del eccezionale. mondo, che è una parolona, no? Sì. Però è così, quindi la soddisfazione è grandissima. È anche vero che adesso ci sentiamo un po' il peso, no? Quindi dobbiamo Una responsabilità, perché insomma, non una da bella poco, però insomma. responsabilità. Sì, esatto. Abbiamo già incominciato a lavorare per riuscire a essere, diciamo, perfetti per presentarci e rispondere a quelle che saranno poi le aspettative del ritorno che ne conseguirà. Sicuramente sarà un ritorno di turismo eccezionale, perché insomma queste notizie a livello mondiale corrono velocemente, quindi tutti i paesi vorranno in qualche modo venire a Sausa a vedere questo borgo che è eccezionale. Per noi friulani è, come dici tu, è una cosa quasi normale, no? Quando uno arriva a Sauris comunque si trova in una specie di idillio ambientale che insomma pochi possono vantare. Quindi il turismo avrà sicuramente un exploit, quindi dovrete prepararvi anche a questo, oltre a quello che avete già, insomma. Perché Sì, infatti questo è un po', io lo chiamo il rovescio della medaglia, no? Perché dovremmo essere sicuramente preparati per essere all'altezza, no? Come dicevo prima, delle aspettative che sicuro. deriveranno. Pertanto ci aspetta un periodo impegnativo. La speranza è che la comunità e soprattutto gli operatori del settore rispondino positivamente, che sia un momento di energia, no? che può scaturire da questa candidatura, anche perché veniamo da anni difficili, gli anni del Covid, che hanno in qualche modo destabilizzato un po' gli umori e cambiato un po' le carte in tavola. E Quindi, impoverito anche le tasche di tutti quanti, insomma, diciamo. esatto. Quindi C'è la questione l'auspicio è che questo dell'energia. sia un nuovo trampolino di lancio, insomma, per la nostra località. Quindi adesso per le vacanze di Natale, adesso insomma, mi pare che la gente apprezza ancora sempre di più la Valle dell'Umiei, e comunque sia Sauris in particolare, no? Tutta la zona è piena di novità. Certo, poi con l'arrivo della neve il borgo diventa un presepio a cielo aperto, Esatto. quindi giochiamo facile, ecco, in tal Giusta senso. definizione, sì, no. Esatto. Come sono le strade adesso? Perché avete fatto delle opere importanti, no? Insomma, quest'estate. Sì, abbiamo avuto, ecco, un'altra difficoltà di quest'estate è stata appunto la viabilità, che ci ha sicuramente Penalizzato, compromesso un po' diciamo. penalizzato un po' la stagione. L'inizio della stagione è stato un po' a rilento, perché ha comunque condizionato gli arrivi. Qualcuno è venuto lo stesso, ovvio, ma tanti hanno preferito rimandare la visita alla nostra località. I lavori adesso sono finiti,
quindi ci aspettiamo che ritorni il flusso normale di cui siamo sempre abituati. Anzi, e l'apertura verso il Veneto è completa? No, adesso verso il Veneto d'inverno la viabilità è interdetta per motivi di sicurezza chiaramente, no? Sì, sì, E sì, quindi sì. quella è comunque una situazione a cui siamo già abituati. Ecco, dicevo prima gli operatori del settore, no? Ecco, questi sono consapevoli sicuramente di questo risultato e naturalmente saranno una mano importante in aiuto all'amministrazione, dovete fare una squadra importante, ma non solo Sauris, penso che anche la Regione venga incontro, perché insomma è un fiore all'occhiello, diciamo, anche per la nostra Regione che ha sostenuto e sostiene questi eventi e soprattutto li accompagna, no? E il rapporto con la regione com'è? Mi pare buono? Il rapporto sì, è ottimo, sappiamo che ci sostengono e siamo anche consci poi, come dicevo prima, che la bella figura che dovremmo andare a costruire deve essere sostenuta anche dalla regione perché Mm. hanno un vanto anche loro in tal senso, no? Come lo ha il Ministero del Turismo Italia, perché ripeto, in Italia sono stati candidati e sono passati 2 comuni, no? Due Su tre, no? località. Mi pare che è candidato anche uno umbro, Orticolo. Tripoli era Sì, il sì, sì, terzo sì. borgo e pertanto, essendo l'Italia rappresentata da Isola del Giglio e da Sauris, si auspica che anche il Ministero del Turismo di Roma, insomma, dia una mano a sostenere e a strutturare per presentare al meglio la località. Ecco, credo anche che anche l'Europa, i nostri rappresentanti in Europa debbano in qualche modo vantarsi di questo, perché insomma uno viene da un territorio, diciamo, piccolo che riesce a fare un'esport del genere con dei criteri che, non dimentichiamo, erano stringenti, no? Come diceva prima il sindaco, noi siamo tranquilli qui, per noi è l'ordinario, ma per qualcuno non lo è. E quindi è uno stupore quando uno arriva a Sauro, specialmente con la neve. Giusto? Quindi cosa pensa che anche i nostri rappresentanti in Europa dovranno in qualche modo battere a gran cassa? Sicuro, sicuro, perché essendo una candidatura a livello mondiale è ovvio che anche l'Europa insomma, deve portare alti le località, i borghi che si sono candidati, oltre a noi ce n'è anche altri chiaramente degli altri stati europei, però devono sicuramente portarci avanti e siamo la vetrina, no, del mondo. Eh Quindi, beh, sicuramente in questo momento più che mai, insomma, no? Ecco, dovrà essere coinvolta un po' anche tutta la macchina comunale, no? Mi pare che non è una cosa da poco, perché siete già in emergenza, no? Con il personale, mi pare di capire. sì, siamo in emergenza, non è facile perché comunque siamo un comune piccolo che a stento arriva a 400 abitanti e la macchina comunale, come tutte le macchine comunali d'Italia, sono state ridotte un po' rispetto a 20-30 anni fa a livello di organico. Però ci stiamo lavorando, ci stiamo impegnando, le persone che lavorano con passione, quello è la cosa importante. Abbiamo già in tal senso a livello turistico avviato un percorso prima della candidatura del Best Village con supporto della rete di impresa Saurizzare che stiamo portando avanti e sicuramente questa candidatura, questo risultato sarà come per chi va a navigare il vento in poppa, quindi lo sfrutteremo sicuramente al meglio. I collaboratori con cui stiamo collaborando poi sono validi e si sono dimostrati anche perché la candidatura non è un risultato che viene a caso, ma è comunque un risultato di un lavoro, di una presentazione, di un progetto. Quindi, siamo fiduciosi in tal senso. Ecco, poi c'è anche il problema della sicurezza, no? Perché insomma con la vigilanza urbana non si fa poco, perché non riescono a far tutto poveri, però dovrà essere anche avviato un sistema di questo tipo, perché un afflusso sicuramente surplus ci sarà sicuro, sono andato per la curiosità, no? Sì, sì. Ma da questo lato, diciamo, la valle non è grande, quindi non può Più di ospitare tanto. numeri, no? Noi puntiamo più a un turismo di qualità che di numeri. Sì, sì, sì. Abbiamo
il rovescio della medaglia della strada, no? La strada è la nostra viabilità che permette di raggiungere la nostra località, è una viabilità un po' sfortunata perché non è sicuramente agevole, è un po' complicata, però dall'altro canto rappresenta un po' un filtro, no? Che permette di regolare in modo naturale l'accesso. Ecco, se avessimo un'autostrada che arriva fino alle porte del comune sarebbe più problematico, quindi in tal senso penso che il flusso si autoregolerà. Non ci preoccupa e non ci deve preoccupare, insomma, l'arrivo l'ambiente naturale riesce appunto a governare da solo la situazione. Ecco, Sindaco, naturalmente siamo a fine anno, naturalmente un augurio del best village del mondo, a questo punto ci vuole anche per tutti i nostri telespettatori, che insomma tutti si vantano a questo punto di avere un comune come il vostro, comunque sia Sauris, che va sugli scudi di tutti i friulani che sono orgogliosi di questo grande, grande risultato. Quindi complimenti. Allora, gli auguri a lei. Grazie anche a voi. Aspettiamo, può fare gli auguri anche a tutti i telespettatori, prego, per un fine anno insomma che sia proficuo e un prossimo anno ancora migliore. Esatto, sì, ringrazio la trasmissione per lo spazio che ci avete dato e faccio un augurio chiaramente a tutti i telespettatori e a tutti i turisti che vorranno venire a visitare, incuriositi un po' da questa candidatura. Adesso tutti faremo un battage per Sauris affinché si possa partire da qui per chissà altri traguardi. Io credo che voi siete in grado di ottenerli tutti. Quindi auguri anche da parte mia a tutti i cittadini di Sauris, all'amministrazione comunale, naturalmente sempre come si dice ad Maiora, no? Che vada sempre meglio. Auguri anche a me, ai telespettatori, per un fine anno che sia sereno e un prossimo anno che sia ancora migliore. Auguri. Grazie. Mandi.